La nona giornata del campionato di calcio di C2 vedrà domani il Matera impegnato a Francavilla nella prima delle due trasferte consecutive, che per la verità non capitano nel momento più opportuno vista la precaria classifica dei biancazzurri. Il rocambolesco pareggio di domenica scorsa contro il Lanciano, pur risultando prezioso, non ha consentito di migliorare di molto la situazione, per cui si rende necessario non uscire a mani vuote da questo doppio turno esterno, a cominciare da domani, visto che tra l'altro il Matera vanta a Francavilla una lunga tradizione favorevole, proseguita anche la scorsa stagione quando la squadra, allora allenata da Salvori, si impose per 1-0 con il gol di Pepe. Le immagini che state vedendo si riferiscono appunto a quella partita. Ma è chiaro che i punti non si conseguono con le statistiche o le tradizioni, per cui se il Matera vuol fare il risultato a Francavilla deve rendersi protagonista di una gara gagliarda sotto il profilo agonistico e impeccabile dal punto di vista tattico. Sulla carta la gara non è di quelle che si possono definire proibitive. Il Francavilla occupa una posizione di centroclassifica a 3 punti in più del Matera e finora in casa ha ottenuto 2 vittorie, peraltro contro 2 grandi, Iesi e Ternana, e 2 pareggi contro Maceratese e Forlì. È una squadra che annovera qualche individualità di spicco, ma alla costante ricerca di un'amalgama di gioco che le consenta un salto di qualità. Anche il Matera, come è noto, è ancora alla ricerca di una sua precisa identità e di un assetto tattico più equilibrato. La gara di domani si prestava ad una opportuna verifica in tal senso, ma la squalifica di Brescia, sopraggiunta per somma di ammonizioni, ha un po' sconvolto i piani di Conticchio e Antezza, costretti ancora una volta a rivedere lo schieramento da mandare in campo. Se all'assenza della mezzala si aggiunge il forfait di Tataranni, che ha accusato il risentimento di un guaio muscolare che si trascina da tempo, si comprende come non ci sia da stare molto allegri. Per fortuna sull'altro piatto della bilancia ci sono alcune circostanze favorevoli che potrebbero non far pesare eccessivamente le assenze dei 2 giocatori. Ci riferiamo all'impiego a tempo pieno di Bottalico e al sicuro esordio di Chiricallo al centro dello schieramento difensivo, 2 presenze che certamente daranno il loro contributo, oltre che sul piano dell'esperienza, su quello del gioco. È partito per Francavilla anche l'ex palermitano Ardizzone, ma è da escludere che venga buttato nella mischia fin dal primo minuto. Siederà in panchina pronto per essere utilizzato nel corso della partita. Perdurando l'indisponibilità di Di Girolamo, l'unico dubbio nella formazione riguarda il ruolo di difensore laterale, per cui sono in ballottaggio Calemma e Cifarelli, che ha scontato il turno di squalifica. Il Matera quindi scenderà in campo in questa formazione: Mancini, Calemma o Cifarelli e quarta, Bottalico, Angelè e Chiricallo, Pugliese, Adorisio, L'Insalata, Angelino e Innella. Arbitrerà l'incontro il signor Scarcelli di Cosenza. Questo il quadro completo della nona giornata. Bisceglie Fidelis Andria, un derby pugliese che promette scintille, Forlì Iesi, Francavilla Matera, Galatina Casarano, altro derby salentino con i padroni di casa, unica squadra del girone alla ricerca della prima vittoria di campionato, Lanciano Perugia, Maceratese Cesenatico, Ravenna Civitanovese con i romagnoli sull'orlo della crisi dopo 2 sconfitte consecutive, Ternana Giulianova e infine Vis Pesaro Angizia.